Su chi ha di saber como est un misteriu. Un misteriu e un miracolo in su matessi tempus, che è su misteriu de sa paraula e poesia chi nasce da nudda e pare chi torrede a su nudda, ma a su nudda non torrada, e su miracolo de sa creazione poetica, de sa limba che nischi più de noisi, e noisi non la podimus comandare, che comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuru. E su misteriu e sa poesia es custu chi manco os cantadores e chi la criana in pagos segundos ischini sa da essere bella o vea, sia da piaghere a sa gente o non la da piaghere. Sempre gai da esa vizzinia a sus ultimos annos. Piace babbo tuo, o d'amico de su buono e sos poetas le scrivano, rimanevano cartolinas ando che urino fuori, billetter de saluto, poesias e altro pure. Itte nos poden narrare e vinas itte nos podes servire de questa corrispondenza tra sos poetas e babbo tuo. Tanto, tocca da noi una cosa. Sa passione per sa poesia per babbo fu una specie di malattia. Tu pensi che quando ad accabau sul liceo, nonno gli ha domandato, ma poi has accabato, ma se c'è una cosa che ti serve? Gli ha risposto, un registratore. E gli ha regalato uno dei quei registratori a bobinas, e de picciò che gli cominciava a registrare il garas in Bida, in Seui, ma in giro, in tutta la Sardegna. Parte in manna di questa registrazione che oggi si agattano in Sarezza, furono registrazioni fatte da babbo, con una di queste proprio spantose, la gara de Seui del sul 67, Piras de Soggio, dalla notte di Sichio, l'ha registrata a babbo con zio mio, con zio Paolo Mura. Ma tenia la registrazione dei primi anni 60, quando ancora registratori in Sardegna. Quindi a Pacos. Tanto cominciando a girare a Icci, e poi esso ha fatto in università di lettere classiche, fu un appassionato fino di poesia greca, latina, a parte la poesia italiana, ha fatto fino dei suoi professori, e esso a comprendere addirittura che questa fu di una poesia arta. Poi fu posta un po' con Roncone, s'accademia per la poesia cantata non tenia, non considero un manno. Ma attento questo appare mio su merito per un manno è di dare bogata dessa, come intendai, de questo considero un po' di serie B dessa poesia e da riposta in una collocazione di menescidi. Girando in Sardegna si è fatto un montone di amigos. A me spantaiata come ti contata e t'andisciu, despoitas chi non ha connotto. Ma come ti scende tutte queste cose? Poi, a posto quando sei morto, ponendo mano a suo materiale che è in domo, ma la cosa la sapo comprendere, proprio andando a leggere questa lettera che biesi in moi. Ti faccio un esempio. Gavino Contini. Gavino Contini è un poeta che sta parlando sa memoria di appassionato, però de Gavino Contini, di scritto, e stava parlando pago, a parte questo libureddo che sa buonanima de zio Antonio Cuccu de Santo Ido, che si appassionato di questa poesia non depende mai scarescere, perché ha fatto un trabaglio manno, che è il suo trabaglio de zio Antonio, un montone di materiali e adesso li perdi. Certo, in mezzo a trascrizioni dovresti calcolare con sbaglio, però questo non conta. L'importante è stare allogato tutta questa azienda e zio Antonio ha fatto avere un trabaglio in mano. A parere mio, in tutto il video della Sardegna, gli ha toccare ad intitolare una via. Tornando a Gavino Contini, non si conosce a Pago. Come ti fai alla babba a conoscere? Tanto ha scoperto che babbo fu amico di uno preti, di Don Gian Maria Dettori, che ha scritto il suo libro, po' Gavino Contini. Ma questo fu uno preti che tenia questa passione per la poesia e dunque ha ricordato un paio materiale ed ha posto in un libro. Però babbo fu amico fino a un'altra appassionato religioso di 90, zio Chicco Pittui,
chi si regodaia da un montone de ottavas de Gavino Conti. Babbo attento sa pazienza de ascoltare, de registrai e de fare sa trascrizione de queste poesie. Poi teniat questa amistadi manna fino a con is poetas mannos, cioè babbo fu de su 42, zia Raimondo Piras fu de su 1905, teniant 37 anni di differenza di etadi e teniant un'amistade come fradis, zia Antoni Piredda, ziu Budroni, tutti questi poetas babbo los ha connottus e los ha frequentaus. Is chi non ha connottu figlios. Un'amiga e babbo fu di su figlio di zio Pirasto, zio Austino, e zio Austino da onau un montone de materiali di Pirasto. Quindi due furit custas relatas, strintas, chi tanti permittiu, a parte registrazioni, studios, naraus aici universitarios, per comprendere tutto il meccanismo della poesia, su chi ha onau valori a su trabalho est proprio s'amistade con questi poetas e sa possibilità di entrare fino a in cosas pagu connotas. Un altro poeta su quale che trattai a me da babbo fu Barore Sasso. A parte che l'apprezzaia come poeta, potevo narrare sempre che non fadia da mai un verso sempre metricau, lestru, e quando fu in vena una ia da itavera a tutti. E te li seriano, va poi va dalle cartoline, noi teniamo su Australia, litras e te disco. Questa è una cartolina mandata da Australia nel 78 dai Zizi e Pazzola, cioè fu una cosa cantai a Sydney sul 1978. Questa è una cartolina de saludos, ma due fonti fino a litras sono pago proprio importanti. Quindi faccio biri una che è importante fino a poeta, è una lettera scritta da zio Barore Sasso, mandata sul 1974. Tocca da ricordare in questi anni fu nasciuto una trumba di poetas che si chiamava da gruppo Mureno. Questo gruppo di poetas, naraus sa pandela prima di questo gruppo fu di zio Antoni Cano, un poeta di Oliena, tenia l'intenzione di cambiare un poco sa gara. E naraiat ca is poetas prus connotus cantant sempre is proprias cosas, ca toccat a cambiare, donai una. E fu sussediu ca iat mandau ir litras a una buona parte is poetas, a finese a ziu Barore Sasso. Quanti babbo tanto iscriiat, vaiat nel giornale, mi pare in sa Nuova Sardegna, d'ogni gita una pagina entregata a sa poesia improvvisata. E zio Barore Sasso gli ha mandato una lettera e gli ha mandato un sonetto. Antoni Canu da Eoliena tu las puntendes al mitraglias e Deo poi de tantas battaglias so che Napoleone in Sant'Elena però de tenzo sa domo piena de coppas e diplomas e medaglias e tue se smustrende sa si scaglias por deturpare sa virtude anzena Deo so Luvizze Locutoro paesano de Pirasto e de Cupeddu de Padre Luca e Paulicu Mossa e ancora Mianto e Mindi Onoro chi Sosano e Limba e de Chelveddu belle chi so a pedel de sa fossa Oliena no è su Partenone e no è il manco sa rocca e s'Acropoli né a se Europago appartenente e tue con sa tua illusione parede c'has imitato a Papadopoli e ti sei proclamato presidente. Insomma, un riferimento a Brulla, però lei ha questa maniera fino a di rispondere Gai a sa maniera sua a un tema che fu un tema di importo. Tocca da narrare che Antoni Cano, che vide un uomo di cultura, teneva questo intento che fu un intento buono, cioè di giocare de onai un vago de aria frisca a sa poesia cantata. Però ad agatta questa resistenza de zio Barore che l'abbiata da sa parte sua e difendia da sa poesia cosa sua, però tocca da
noi si da picata con Antonicano, ma non fu la prima volta che Barore Sassu ci caia da deponere un freno e spoetar nosu. Tu pensa che negli anni, a posto della seconda guerra, quando anti comincia a cantare i Crobus, tutto questo che prima furono i frimus, in una ottava famosa, l'usa simiglia su Tilipirche. Questa poesia di Barore Sassu, contro le poeta noi Tolonara da Ecce, vu distetti in su 46 o su 47 un'annata di Tilipirche. Come te gusta che io stento? Questa fanno sullaus. Proie campada e resta vivente s'adamentare e s'annade occannu, ca est incalcolabile su dannu da esatto lipische impertinente, che pro fortuna nostra veramente non fi tanto maduro e tanto mannu, ma che è dato una razza viul maduro che come lende sesso spalco spuro. E noi pensava ad una lettera in Bantabattolo addirittura. Ecco, questa è dell'archivio de Barore Sassu, che ha posto a disposizione de babbu isi coppias dei scumbidos che rivaiant a niscestas, però è d'importo che si comprenditi canto fu di spainata sa poesia locudoresa vinase in zona sania chistionanta un'altra variante. Questo è ribada de Nuraminis, est unu cumbidu mandau a Piras Soggiu e a Ziu Barore Sassu su 2 de agosto del 1954 e è capitato a su comitau po cumbidare is poetas ha donato su incarico a su maresciallo des Carabineris de seguru fu de sa zona de su Locodoro si naraia da Antoni de Martis. Questo non ha mandato sa littra ai poetas a scumbidai, si da sa mandatas in ottavas. Ti leggo s'ottava de su maresciallo a Piras Soggiu e Barore Sassu. Piras Soggiu e Barore Sassu, poete de alta fama e simpatia, sono pregato dai parte mia de faghere a Nuraminis unu passu, pro cantare in sarda poesia de Santu Lussurzu in Sammenu Zassu sa notte de su 20 de agosto e spero che mi appagheni su gusto. Insomma. Cioè, ti vai da comprendere in questi anni come ti fu proprio spainata. La poesia si va. Questo è un altro documento, pare di una brulla, però è un documento importante, viene con uno studio come ti studi ha fatto il babbo, ti vai da comprendere e ti ha succeduto in questi anni. A Gattaso viene una lettera di Serremundo, Piras, questa è una lettera del su 73, e ribada a Seui su 29 di gennaio. Noi siamo andati con babbo e mamma a Bidanoa, noi una fotografia dei Sardisi, a Gattaia di Serremundo, che babbo cominciando a ponere in mano le poesie di Serremundo, no? Siamo parlati 2 ardisi in Bidanoa a Monteleone e poi da Bidanoa a Monteleone si scalava a Castello che mamma tenia da cose varie prima di tornare a Seui. E riposa a Castello che a zia mia che tenia dando uno zilleri in via Sulis, a casa zia mia Agnese prangendo. Ma te sei scapitato? Capitava a nonna, si fu intendere a male in Seui, sa di prima, e gli ha tenuto un danno sul cervello, un'emorragia cerebrale, e si fu morta sa di infatto. Zia Raimundo bene da uscire questa cosa e scrive una lettera di condoglianza a mamma, a Noso, a tutta la sua famiglia. Però è importante questa lettera, poi in questa lettera c'è Raimundo questionata da sa mamma, di Dionigio Galleri. E Piras ha sempre in auga questo dono della poesia si dà donato a sua mamma. Questa poesia famosa, sa Fontana su Paradiso, no? Quando si è morta sua mamma, zio Raimundo tenia da 7 anni e non narra in questa lettera, narra io a poveldido a povera mamma, quando tenia 7 anni, se non comprendia manco l'importanza di una mamma e forse se non l'ha manco pianta, può essere che tanto la tenia cara, ma mi è restata impressa in sa memoria che ancora mi pare de la idere e pro me che l'appo pago con nota sende ia, mi pare de chi non sia da molta ancora. E in sul momento del sconforto
in sa fantasia mi pare dell'intendere, nendemi paraulas de confortu con cuddu sonu e oghe lentu e armoniosu, chi sempre mi pare de intendere e mai mi che il bessidu da eurigias. Su sonu e sa oghe mamma, sa era dentro sa oghe che primu, la dia poter incidere precisa a cadenze de sono, commente e sa fisionomia. Cioè, questo è l'esamen di Teuremundu iscritto in una lettera de condolenze. Questo potinai calivudis relatas e s'amistadi de babbo con questi poetas. Ma in noi ci funt finas litteras de zia Chiarina Porcheddu, una de duas poetessas, la potevo dire, professionistas, zia Chiarina Porcheddu con Maria Farina de Osilo, sa figlia de Antoni Farina. Questa è una lettera de zia Chiarina de su 78, mandata po Paschigedda, con i auguri in ottava de zia Chiarina, e nella dice: Paolo sento che si allontano e mi crese chi mi pare male, caia che il fido de distringhe sa mano, dare di un augurio cordiale, festoso a che passare su Natale, tranquillo, contento, alligro e sano, commente di disisa d'insidea tua e tutta sa famiglia intrea. Insomma, Questa è Zia Chiarina. O n'hai un'altra che li furinti relata sa venese con un disappassionato. Questa è una lettera che ha mandato un appassionato de Nuoro a babbo quando faceva questa trasmissione con sa poesia cantata in Sarrai, si schistionendo de su 79, dopo che si è morto zia Raimundo Pirasa. E questo appassionato manda da questa lettera a babbo e di da me che deo appunto una corrispondenza con Raimundo Pirasa, ti mando queste due lettere che mi ha descritto. Questa è molto importante. Questa si è sempre questionato di questa ottava famosa per su numero 13, no? E questo Giovanni Sanna, se ne era questo appassionato di poesia de Nuoro, manda una lettera a zia Raimundo Pirasa per domandare: ma come testi tanto questa cosa? E zia Raimundo le risponde di nada: questa è un'ottava, quest'ottava è sa mia, dopo cantata in Bidanoa in su 1927 in gara con Barore Sassu, Tucconi e con Bucciano Niedu. Bucciano Niedu, Dio schistionato, fu di su Babu Manno después da Bidanoesus. E zia Raimundo li scrivi. Sottava del suo numero 13 fu di custa. Chi prega da 3 annos Cristos crese e 3 horas durada e s'agonia, tra il giauso, l'anfichido a su Mesia, uno romano e satero in pese, femminas piasa, la navianto 13, Maddalena, Veronica e Maria, 13 l'hanno seppellito e 3 stentado e a satel diese e resuscitato. Tanto questo Giovanni Sanna li torna a deschiere, ma questo poeta questo Bucciano Niedu chi vidi, ma mi può narrare che vidi sa sottava invece al de Tucconi sopra il numero 7 e Pirasa li torna a rispondere e li narra. Questo è sottava de Tucconi chi tenia da su numero 7. 7 sono sul viscio capitale, 7 sono sul prodigio al Mazzores, 7 sono al Bolgias infernale, Nostra Signora e so 7 il Dolores, in coro affisso so 7 pugnales, 7 so sacramento sono intanto e 7 sol donoso desi Spiritu Santo. E poi gli dà un'altra notizia, li narra questa l'ha cantata Tuccone è morto in su 68, Barore Sassu Ergalo vivo e scantante, cada tanto cantata, e Bucciano Niedu è morto in su 27 e scrive in italiano teoricamente: per ricordarsi di Niedu e valutarne il valore, le trascrivo un'ottava dello stesso cantata a Fonni in una gara in ricorrenza della festa dei martiri. Questa è una rarità, che del Bucciano Niedu non si scrive quasi nulla. E s'ottava de saluto a Fonni e Naragai de Bucciano Niedu. Fonne, che si sfontane sapienzia, se suviore e ogni compagnia. Non mi è bastato, sa nomine bia, so ennidu, podider de presenzia. Si è me,
de vaghides accoglienza, mancaridenza paga poesia, come mi basta da chi vos appaidu, con una volta chi che so in nido. Questa è un'ottava de Bucciano Nieddu, e de Bucciano Nieddu esiste di pago e nulla. Questo può narrare cali furin informazioni che babbo è ricia de tutti si appassiona de Sardigna, a parte i poetas, a fine gente che ha conosciuto i poetas armannus, o attento relatas con i poetas, ed ognuno fu come unu sarto ania calaiant is rius, is risolus, e arrenesciant a prendere unu lago. Su lago un manno de sa poesia che ha donato spazio a sa gente sarda e che spero siga da potem por meda. Quando de fronte a me la gente gratta m'ho fatto sa gara improvvisata.